Presidente, colleghe e colleghi, è chiaro a tutti che tutti gli scribi dell'unitarismo ad ogni costo non hanno ancora capito o mostrano di non aver capito nulla del Partito Sardo d'Azione. Signor Presidente, i sardi si sentono anche italiani. Noi ci siamo osservati italiani anche quando fummo abbandonati a noi stessi, anche quando il resto dell'Italia serviva, e non sempre malvolentieri, i tedeschi, oppure i francesi o anche gli inglesi. Sono tre affermazioni pronunciate da tre padri del sardismo, nell'ordine Bellieni, Lussu, Tuveli. Tre frasi che a quasi un secolo di distanza bastano da sole a sfatare la stupida leggenda sull'unitarismo e quella stucchevole e strumentale sul separatismo. A noi piace constatare però che dopo 100 anni soltanto chi è sardo all'anagrafe fa da sempre soltanto il politico romano commette gli stessi errori e lancia i medesimi anatemi senza costrutto. A costoro, nel 2010, domando ciò che Bellieni chiedeva nel 21, e cioè se il concetto di unità nazionale può non essere accompagnato da un'equa valutazione degli interessi, dei bisogni, delle tradizioni, dei costumi, dei diritti e delle aspirazioni delle regioni che compongono lo Stato. Oppure domando a quanti ci accusano di velleità separatiste se la Sardegna debba restare per sempre incatenata al carro delle attuali istituzioni, se debba cioè rimanere immutato quel regime di accentramento che inceppa le attività produttive e lo sviluppo delle nostre migliori energie, sottoponendole a vincoli ingiusti e a formalismi ingombranti. Se così fosse, non esiterei a rispondere come Bellieni rispondeva un secolo fa. Allora continuate pure a dirci separatisti. C'è una discussione in atto, mi viene anche male. Qualcuno se me lo spiega, io non ci riesco, Presidente. Perché il concetto non cambia se invece che alla monarchia del 21 ci si riferisce allo Statuto Sardo del 48. Per intenderci, lo stesso attualmente in vigore, quello mai modificato nonostante i diversi tentativi del Consiglio regionale, perché è mummificato dal centralismo politico e imbalsamato dal Parlamento italiano. Quello statuto, nato nell'immediato dopoguerra in un contesto di contrapposizioni ideologiche, sia in Italia che in Europa, caratterizzato dalle dispute fra i filoamericani e i filorussi. Uno scontro così violento che anche in Sardegna attenuò il dibattito sulla riforma federalista dello Stato post-fascista. Infatti, lo statuto conquistato in sede di Assemblea Costituente era già allora lontano non solo dal progetto sardista, ma soprattutto dalle aspirazioni e dalle più elementari bisogni dei sardi. Mentre invece il progetto sardista, vecchio più di 80 anni, sembra oggi la vittoria profetica dei nostri giovani dei primi anni 20. Oggi, infatti, tutte le forze politiche, in Italia e in Europa, di maggioranza o di opposizione, di sinistra o di destra, parlano di federalismo e di europeismo. E tutti voi in quest'Aula vi riferite di continuo al popolo sardo e nessuno di voi può permettersi di negare i temi dell'identità. Non soltanto all'inizio del secolo, ma anche nell'era del partitismo continentale della Prima Repubblica, in quest'Aula, come nei comizi, affermare l'esistenza del popolo e della nazione sarda era motivo di divisione profonda tra noi sardisti e i rappresentanti sardi delle forze politiche italiane. Oggi è un'altra musica ed è evidente che a sbagliare non erano i sardisti. Così come è evidente però che la maggior parte dei partiti ha puntato ad impossessarsi dei linguaggi del sardismo piuttosto che dei suoi profondi valori. Forse per queste ragioni alcuni ancora oggi si mostrano tiepidi
nel dibattere nel Parlamento dei sardi il tema dell'indipendenza, mentre altri invece si ostinano a trattare l'Agorment con slogan vecchi di 100 anni e pregiudizi smentiti dai fatti, dalla politica e dalla storia. Eccezionale come telefono. Noi sardisti, oggi come allora, tiriamo dritti per la nostra strada. Abbiamo un cammino lungo, per certi versi tortuoso e certamente difficile, ma abbiamo un orizzonte politico certo, quello che è scritto nell'articolo 1 dello Statuto del Partito Sardo d'Azione e che si chiama indipendenza della Sardegna. E così dal 1981, dal Congresso Nazionale di Porto Torres, da quando cioè il Partito Sardo d'Azione ha scelto con nettezza l'opzione strategica dell'indipendenza e ha superato quella dell'autonomia. Quest'ultima, una stagione politica che non rimediamo affatto e che giudichiamo comunque importante. È vero infatti che l'autonomia per oltre mezzo secolo ha regalato ai sardisti della Sardegna momenti di alta dignità in difesa del nostro popolo, dei nostri valori e della nostra democrazia, ma è altrettanto vero il fatto che l'opzione politica dei sardisti è soltanto quella scritta e certificata nella carta dello stare assieme dei sardisti. È così ormai da 30 anni e non c'è alcuna intenzione di rinunciare al sogno dell'autogoverno dei sardi e alla speranza di costruire una Sardegna più libera, più uguale e più giusta. Giudico pertanto superfluo rimarcare che l'opzione indipendentista del Partito Sardo d'Azione è ben nota da tempo a tutte le forze politiche, che a partire dagli anni '80 hanno dato vita alle alleanze col Partito Sardo d'Azione e che i sardisti hanno governato e in molti casi governano nei comuni, nelle province e alla regione. La precisazione è d'obbligo per quanti fanno confusione fra il contingente momento politico e il nostro orizzonte politico di sardisti convinti. Noi oggi chiediamo a tutte le forze politiche sarde di dire con chiarezza nel Parlamento dei sardi quale sia il loro orizzonte politico, quale Sardegna immaginano e qual è la stella polare che seguono nel difficile cammino sulla strada delle riforme. Un passaggio che giudichiamo un momento di politica alta, oltre che un chiarimento necessario per avviare insieme un programma di riforme profonde. Non ci spaventano né i toni patriotardi né scoprire gli anti-autonomisti, ma ci interessa invece aprire un confronto serio perché vogliamo rimettere al centro della politica sarda la Sardegna e i bisogni del suo popolo. Non ci piace infatti subire le riforme del Parlamento italiano e vogliamo che la politica sarda ritrovi un ruolo da protagonista nella stagione dei grandi cambiamenti costituzionali. Troviamo paradossale vedere la politica sarda ai margini del dibattito sul federalismo, dopo che nella nostra terra il pensiero sardista ha per primo tratteggiato la trasformazione in senso federale della Repubblica Italiana. Non ci piace dunque l'agenda delle consultazioni del ministro Calderoni, che ha messo la Sardegna in fondo al calendario degli incontri per far posto in cima alle regioni a statuto speciale del nord Italia. Allo stesso modo di come riteniamo che non sia rinviabile il varo del nuovo statuto. Quello vecchio, lo ricordo a quanti continuano ad agitarlo come un totem nell'arena del dibattito politico, non parla di Europa e non ha saputo garantire alla Sardegna gli strumenti necessari per uscire dal sottosviluppo. È vero che il Consiglio regionale ha fin dal suo primo insediamento tentato di riformare lo Statuto sardo, ma è altrettanto vero che tutte le commissioni consigliari appositamente istituite con tale finalità hanno sempre fallito il compito attribuito, ad eccezione di quella speciale presieduta dal compianto Salvatore Bonesi dell'11ª legislatura, che è riuscita ad approvare un documento finale sulla materia, ma le considerazioni di mera contingenza politica da parte dei due principali partiti di maggioranza e opposizione ne hanno però impedito la discussione in aula. Il superamento delle prerogative dell'autonomia è dunque nei fatti
E non è un caso che mai una proposta di legge costituzionale approvata dal Consiglio regionale abbia trovato accoglimento nel Parlamento italiano. È stato così anche per quella che istituiva l'Assemblea Costituente del popolo sardo, arenata nella Commissione Affari Costituzionali e che non ha neppure avuto l'onore dell'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori parlamentari. È per certi versi una sorte ancora peggiore, è stata riservata all'iniziativa del centro-sinistra nella scorsa legislatura, dalla discutibile convinzione che lo Statuto sardo non è da riscrivere ma da applicare. È nata così la statutaria, graziata dal quorum al referendum, è stata stroncata senza appello dalla consulta il 4 maggio dello scorso anno. Al di là delle differenti valutazioni, è certo un fatto: noi non vogliamo arrenderci, vogliamo riscrivere lo Statuto insieme ai sardi e vogliamo restituire alla Sardegna un ruolo da protagonista nel dibattito delle riforme. Offriamo il nostro patrimonio storico e la nostra credibilità politica sul tema del federalismo e riaffermiamo il diritto dei sardi all'autogoverno e all'indipendenza. Auspichiamo altrettanta franchezza e analoghe disponibilità al confronto da parte di tutte le altre forze politiche, ad incominciare da quelle a noi alleate. Il nostro obiettivo politico è chiaro: condividere nel Consiglio regionale un progetto di libertà che dica come la Sardegna dovrà affrontare la partita decisiva sul tema della sovranità dei sardi e dell'indipendenza. Vogliamo farlo all'interno di un sistema federalista, o se si preferisce di interdipendenza, così come è stato già detto dell'Italia e dell'Europa. Ma sappiamo bene che insieme all'indicazione dell'obiettivo strategico serve un percorso possibile in Consiglio regionale. E per questo diciamo che siamo pronti ad affrontarlo, perché separatamente si è definito nei dettagli il percorso legislativo possibile per il nuovo Statuto e per quelle riforme che questo Consiglio può realizzare. Il Partito Sardo d'Azione vorrebbe farlo con tutto il popolo sardo e per questo ribadiamo il sostegno convinto all'Assemblea Costituente. Ma come sempre abbiamo fatto e come sempre faremo, siamo pronti ad ascoltare tutti, anche coloro che ancora oggi tentano di deridere o annacquare la spinta dell'indipendenza. Nel passato medesima sorte era spettata alla questione della lingua, all'idea stessa del federalismo, alla zona franca o alla continuità territoriale. Il tempo e i fatti hanno detto chi stava dalla parte del giusto e soprattutto dalla parte dei sardi. E oggi i fatti dicono che il tempo è quello, e cioè il tempo dell'indipendenza. Forza avanti. Grazie onorevole Sanna.